Dopo la denuncia sulle presenze di zecche a Fontanelle, il coordinatore del movimento cittadino Mani Libere, Giuseppe Di Rosa, si lancia ora sul settore relativo alla distribuzione dei buoni spesa. Di Rosa comunica di avere telefonato al comune per chiedere chiarimenti sulla situazione della distribuzione dei buoni alimentari. La risposta telefonica è quella che non ci sono notizie ufficiali, ci hanno riferito dalla segreteria che stanno lavorando a tale graduatoria e che prima di lunedì prossimo non si avranno ulteriori notizie. Per Di Rosa la cosa più sconvolgente è anche l'indifferenza generale della città. Sì, ci stiamo occupando noi dei buoni alimentari sin da principio. Prima avevamo proposto di accreditarli su delle carte proprio per motivi di evitare assembramenti ed altro. Il Comune non ci ha mai voluto ascoltare. Abbiamo chiesto una graduatoria, abbiamo chiesto trasparenza, nessuna risposta dal Comune. Ci arriva solo una risposta dove dicono quanto è stato speso per la prima tranche e dicono che hanno speso circa 150.000 euro, dei 444.000 euro che ha inoltrato ad ogni comune italiano lo Stato italiano. Cosa accade oggi? Non ci è dato sapere. Cosa accadrà domani? Non volevamo chiedere alle nostre orecchie, il centralino ci riferisce che la segreteria del sindaco ha dato disposizioni che forse lunedì 18 si avranno le graduatorie e si riprenderà con la consegna dei buoni con la vecchia maniera, cioè con l'assembramento. Assolutamente non siamo assolutamente d'accordo, ci va riferito a noi ma ai cittadini, noi parliamo per nome e per conto dei cittadini, cosa sta accadendo, come sono state fatte le graduatorie, cosa è stato tenuto in considerazione e a chi vengono distribuiti i buoni. Non vogliamo sapere assolutamente i nomi, ma vogliamo sapere chi ha avuto diritto ai buoni, quali nuclei familiari e a cosa sono serviti. È un contributo dello Stato, non è assolutamente un qualcosa che ha stanziato il Comune, va distribuito ai cittadini, ma ai cittadini che ne hanno reale necessità e non per fare altro o per fare politica. Trasparenza, trasparenza, trasparenza è la nostra unica parola, quella che noi vogliamo per Agrigento, che sia una macchina efficiente e trasparente.